Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner, lunedì 8 aprile, siamo qui per raccontarvi quello che è stato il fine settimana calcistico delle siciliane, in modo particolare per il Catania, per il Palermo e per il Messina. Intanto cominciamo con il Catania, cominciamo dunque dalla Lega Pro, dal girone meridionale di Serie C. Per parlare di Catania saluto e do il benvenuto ad Alessandro Vagliasindi. Buongiorno. Grazie Alessandro di essere con noi, poi ci ritroveremo come sempre questa sera per Corner, ma intanto diciamo che l'entusiasmo, la gioia, l'esaltazione, il delirio per la vittoria in Coppa Italia si è subito scontrato con quella che è poi la realtà del campionato per il Catania, di questa stagione. Di nuovo i soliti vizi, le solite difficoltà, un Catania che di fatto non ha praticamente mai impegnato, anche ieri, il portiere avversario nel caso della Virtus Francavilla. Arriva la 16ª sconfitta arrivata ieri in campionato, la terza consecutiva, è un rendimento nel girone di ritorno davvero da paura. Alessandro. Sì, Angelo, la cosa più grave è che capiti adesso, a 3 giornate dalla conclusione della stagione regolare, con i buoi sostanzialmente lontano dalla stalla, perché è indubbio che classifiche alla mano e rendimento delle pericolanti alla mano, il Catania in questo momento è la squadra, diciamo, meno in forma del lotto delle pericolanti. Vogliamo Ma ce lo vedere, dice anche... intanto stiamo vedendo le immagini della partita di ieri, ti ho interrotto magari perché fare Sì, queste considerazioni anche con il supporto della classifica non sarebbe, sì, diciamo, sì, non sarebbe male. ma Sì, te Alessandro. la contestualizzo anche, nel senso che adesso vedete questa fotografia a 3 giornate dalla conclusione della stagione regolare. In realtà, se andiamo a prendere in esame le ultime 4 giornate di campionato, Angelo, il Catania è ultimo di questo lotto di pericolanti, cioè dal Catania al Brindisi, il Catania in questo momento è ultimo per la classifica delle ultime 4 giornate. Monopoli 10 punti, Francavilla e Brindisi 6, Turris 5, Monterosi 4, Catania 3 punti. E qui insomma le sirene suonano fortissimo, le sirene d'allarme, perché se adesso è il momento di accelerare, è chiaro che la considerazione la si fa su una squadra, il Catania, che ha uno stato di salute più che precario. Alessandro, ti interrompo ancora perché ho preparato una grafica, stamattina abbiamo messo insieme una grafica che abbiamo integrato rispetto a quella che abbiamo fatto vedere ieri sera durante diretta stadio, con l'inserimento anche del Potenza in questo novero di squadre che lottano per la salvezza. Adesso chiedo alla regia, vediamo se riusciamo a mostrarla. Eccola qui, questa è la situazione dei 41 punti del Potenza ai 28 del Monterosi, passando poi per Catania 39, Monopoli 39, Tursi 37, Francavilla 33 punti con le sfide da giocare. In bianco sono quelle in casa, in nero le partite fuori casa. Angelo, sì, possiamo estendere la panoramica anche al Potenza, però ragionevolmente è bene guardare chi è allo stesso punteggio del Catania in questo momento, cioè il Monopoli, e quelle che vengono dietro. Da questa fotografia che vi ho poc'anzi riassunto, il Catania al momento è la squadra che sta peggio, ma lo si vede anche dalle prestazioni. La partita di ieri è un altro campionario di orrori, perché arrivare alla partita della vita, perché ricordiamoci, se il Catania ieri avesse fatto il risultato pieno a Francavilla, all'80% sarebbe stato fuori da tutti i giochi legati a possibili arrivo a pari punti, play out e quant'altro. Ieri il Catania non solo non ha vinto, ma non ha sostanzialmente tirato mai in porta, se non in modo assolutamente velleitario, e giocava contro una squadra reduce da una sconfitta inopinata nel derby di Brindisi, con un ambiente in aperta contestazione con la propria squadra. Lo testimoniano anche queste immagini con gli striscioni della tifoseria organizzata a Capovolti della Virtus Francavilla, e che diciamo, ha spinto sì nel corso del primo tempo, ma prevalentemente su sovrapposizioni degli esterni,
ma che insomma non aveva dato l'idea di essere in una giornata particolarmente di vena, tutt'altro che irresistibile mi era sembrato la Virtus Francavilla, eccezione fatta per il palo di Artistico. Poi è inconcepibile che il Catania conceda quel gol, perché non si può concedere un gol ad Artistico su una situazione di palla scoperta con una difesa schierata e permettere al centravanti della Virtus Francavilla di mandare in bambola tutta la retroguardia del Catania. Ecco, questo è assolutamente inconcepibile, perché poi se andiamo a vedere il rendimento delle altre squadre, nel caso di specie il Monopoli, che è la squadra certamente più in palla di tutte le pericolanti in questo momento, abbiamo visto il Monopoli aver blindato completamente la propria retroguardia. È una squadra che è molto difficile perforare in questo momento, e quindi se tu non hai certezze nella fase difensiva, poi ogni episodio avverso nell'arco dei 90 minuti risulta praticamente insormontabile, perché poi questa è una squadra, il Catania, che è eccezione fatta per alcune situazioni che abbiamo ammirato in Coppa Italia, sporadicamente in campionato, fa una grandissima fatica a sviluppare azioni d'attacco lineari, con fluidità, con molti uomini ad accompagnarla, con lucidità negli ultimi 16 metri. Alessandro, Puoi anche giocare, sì, Angelo, puoi anche giocare con i due attaccanti, ma se non li rifornisci è chiaro che scolli il resto della squadra, perché la sensazione di ieri, Angelo, e poi ascolto la tua considerazione, è che questa squadra fosse scollata, cioè ci fossero otto uomini tra la linea di difesa e la linea di centrocampo e due uomini completamente abbandonati al loro destino. E nel primo tempo Costantino e Di Carmine, poi Cianci e Di Carmine. E se è così è ovvio che i due attaccanti a quel punto diventano un lusso e fai il gioco dell'avversario. no, volevo sentire, fare sentire ai nostri telespettatori le parole di Michele Zeoli, poi vedremo anche la valutazione su quella che è stata la partita di ieri in termini di pagelle, andremo a vedere soltanto il flop del match e poi chiuderemo questo segmento dedicato al Catania di Anteprima Stadio, ma Anteprima Corner. Vediamo insieme adesso Michele Zeoli. Il momento è difficile, ancora siamo artefici del nostro destino, è chiaro che noi dobbiamo fare qualcosa di più, tanto di più. In questo momento non ho mai chiesto niente, chiedo un po' di compattezza, tutto l'ambiente, tutte le situazioni. È chiaro che non possiamo chiedere questo se poi non facciamo determinate cose da domenica prossima. Ripeto, siamo ancora artefici del nostro destino, poi ci dobbiamo calare in una realtà che forse questa squadra non è abituata. Questa parola playoff la possiamo fare se. Finché questa cosa non entra in testa prima di tutti a noi, e poi dico in generale, non voglio esasperare o esagerare la situazione, ma all'ambiente tutto, questa è la realtà, bisogna guardarla in faccia. Andare a cercare il perché di questa doppia faccia della squadra in alcune circostanze e anche nella stessa partita, perché ce ne sono tante, penso che non mi porti a nulla come responsabile di questa squadra. Dunque, ripeto, siamo ancora artefici del nostro destino, però le cose ce le dobbiamo meritare. Le cose vanno sempre meritate, certamente quello che dice Zeoli è giusto, però indubbiamente questa squadra in questo momento sta facendo poco per meritarsi intanto la salvezza. Ha fatto tantissimo per meritarsi la Coppa Italia, perché è stata davvero regolarissima in Coppa Italia, non altrettanto invece in campionato. Con te, Alessandro, vorrei esaminare il flop del match di ieri. Sì, non abbiamo nessun top, non avremo nessun migliore nelle pagelle più estese che vedremo questa sera a Corner, ma c'è sicuramente un flop che è un po' il simbolo del declino di questa squadra. L'uomo più atteso dall'inizio della stagione, Samuel Di Carmine, autore tutto sommato di un discreto girone d'andata condito da 6 reti in campionato,
vedete nella parte a destra della grafica la statistica più inquietante, un gol in tutto il girone di ritorno, al netto delle assenze per infortuni o malanni, eccetera, eccetera, però insomma un gol nel girone di ritorno ci dà assolutamente l'idea di qual è la situazione attuale del Catania. Catania, che lo abbiamo detto più volte, era stato costruito in estate sulla coppia di Carmine e Chirico. Al momento di entrambi abbiamo un attimo perso le tracce sui radar. Grazie Alessandro, ci ritroviamo questa sera per parlare ancora A più tardi. del Catania, lo faremo in maniera estesa dalle 20:45 in poi. Ci collegheremo con Bari, dove è ancora fermo il nostro Angelo Patanè per problemi chiaramente di aereo legato agli scioperi aerei, è rimasto diciamo in trasferta, con lui parleremo. Avremo in studio anche Carlo Breve con Alessandro Vagliasindi, insomma esamineremo quello che è stato intanto il match di ieri, ma cercheremo di proiettarci anche a quella che è la lotta per la salvezza. Mi fermo qui per questo segmento di trasmissione, ci fermiamo. Dopo la pubblicità, collegamenti con Palermo e con Messina. Bentornati ad Anteprima Corner. Allora, come annunciato, ci colleghiamo con Palermo. Buon pomeriggio al collega Marco Gullà. Vediamo. Eccoci Angelo, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te. Magari perfezioniamo il collegamento in audio perché lo sento un po' lontano, vedremo se è un problema nostro. Vado a salutare anche Sergio Colosi a Messina. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Grazie allora di essere con noi ad entrambi. Comincerei dal Palermo, se è tutto a posto, perché è cambiato l'allenatore, è cambiato qualcosa anche da un punto di vista del modulo tattico, però alla fine mi pare che il risultato non sia cambiato, cioè la vittoria che ci si aspettava non è arrivata. Marco. No, infatti dico, non è arrivato un 2-2 che tra l'altro ha lasciato anche un po' delusi i tifosi, ma anche lo stesso Mignani, Angelo, che in conferenza stampa ha detto c'è ancora molto da lavorare, quindi certo lui non ha la bacchetta magica e non ce l'ha quasi nessuno. In 4 giorni ovviamente ha cambiato modulo, ha cambiato anche degli uomini, non ha cambiato però la mentalità di questa squadra, che continua a essere troppo leggera in difesa, poco ordinata al centrocampo. L'attacco invece è il reparto che va meglio, perché il Palermo comunque i gol li fa, continua a segnare. Brunori ha segnato anche Mancuso. Il problema è dalla cintola in giù, ovvero la difesa, che continua a essere troppo allegra, passami un po' il termine, ma soprattutto bucata sempre da qualsiasi avversario. La Sampdoria poteva anche fare qualche gol in più, il Palermo probabilmente nel primo tempo meritava forse qualche gol in più rispetto a quelli che ha segnato. Diciamo che ai punti il risultato di parità può essere tranquillamente il risultato più idoneo, però è ovvio che questa squadra e soprattutto questo allenatore adesso deve lavorare molto, deve lavorare probabilmente sull'aspetto mentale, che è sicuramente un difetto di fabbrica di questa squadra, che poteva tranquillamente ambire anche ad uno dei 2 posti per la promozione diretta, per rosa, per qualità anche di calciatori, ma che invece si ritrova sesta e deve anche guardarsi dietro, perché il Brescia e le altre squadre insomma corrono abbastanza forte, quindi il Palermo rischia anche di perdere questo sesto posto se non si darà una smossa nel giro di poco tempo. Vorrei sentire le parole di Leonardo Mancuso e poi dopo vedremo anche delle immagini che ci riportano al centro sportivo del Palermo. Intanto sentiamo Mancuso. Abbiamo lavorato 2 giorni, quindi c'era poco tempo e abbiamo cercato di lavorare su qualche concetto semplice. Poi è chiaro che con l'andare le prossime settimane ci conosceremo meglio e capiremo anche meglio quello che ci chiederà. Credo che la partita comunque sia stata equilibrata, noi siamo stati bene in campo, abbiamo fatto una buona partita. Penso al palo di Mariano, che è stata un'occasione clamorosa, e altre situazioni nel finale dove potevamo vincerla, però tutto sommato la partita credo che sia stata fatta bene. Allora, abbiamo sentito Leonardo Mancuso, dicevo prima delle immagini del centro sportivo del Palermo. Marco.
Sì, è centro sportivo che è ormai operativo da diversi mesi, però è stato inaugurato ufficialmente nella giornata di ieri alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina, del sindaco La Galla, del presidente ovviamente Dario Miri. Stiamo vedendo appunto le immagini, dall'alto ci sono 2 campi dove appunto il Palermo si può allenare, 2 spogliatoi, c'è anche un'area dedicata al settore giovanile. Insomma, è un centro sportivo sicuramente all'avanguardia, è una nuova casa. Il Palermo non ha mai avuto un centro sportivo negli ultimi anni, anche negli anni della Serie A. Pensate che il Palermo si allenava in un campo militare proprio prestato dall'esercito al Palermo, proprio per permettere alla squadra, che in quegli anni addirittura giocava in Europa, di potersi allenare. Adesso invece c'è questo centro sportivo, stiamo vedendo, e tra l'altro in provincia di Palermo a Torretta c'è una palestra ampissima. Insomma, è davvero un centro molto molto bello, e soprattutto in linea anche con quello che il City Group vuole creare per il Palermo. A proposito, apro e chiudo una parentesi e poi vi restituisco la linea. Ha parlato uno dei dirigenti principali proprio del City Group, raccomandando ai tifosi pazienza. Dovete avere pazienza, perché i grandi palazzi, ha detto, si costruiscono dalle fondamenta. Noi stiamo partendo proprio dalle basi. Vedrete che chissà, fra qualche anno magari il Palermo giocherà in Champions League contro il Manchester City. E io ti dico invece la prossima partita del Palermo, lasciamo stare il Manchester per il momento. Non è il Manchester City, non è il Manchester City, e nemmeno hanno i colori del Manchester City. È il Cosenza che gioca ovviamente per non retrocedere. È una partita abbastanza delicata, ma quale partita non lo è in Serie B, e soprattutto in questo momento per il Palermo. Quindi una trasferta abbastanza ostica. Tra l'altro il Palermo dovrà giocarla senza Lucioni, che è squalificato, e quindi insomma ci sono delle assenze già importanti per la squadra rosanero, che quindi però ritrova Gomez, ritrova Koulibaly, e sicuramente avrà più tempo anche per lavorare con il neotecnico Mignani. Grazie allora a Marco Gullà per queste sue ultime indicazioni che arrivano da Palermo. E adesso andiamo in riva allo Stretto, andiamo a Messina da Sergio Colosi, perché la vittoria sul Monterosi, considerati anche i risultati che ci sono stati nel fine settimana, in qualche modo permettono al Messina di poter guardare alla lotta per la salvezza con un po' di distacco, non solo in termini di punti ma anche da un punto di vista emotivo, perché forte dei 44 punti il Messina certamente può, non dico guardarsela serenamente, non può nelle prossime 3 partite rilassarsi troppo, ma in ogni caso diciamo che è fuori dalla bagarre, quella vera, quella significativa. Sergio. Sì, credo che ormai sia fuori, anche perché il penultimo posto del Monterosi è addirittura a 16 lunghezze del Messina. Ricordiamo il Monterosi con la Quintutia, se non lo riduce di 8 lunghezze, invece non riesce a spareggiare e retrocede. La Virtus Francavilla è in ritardo anche rispetto al Messina, ma si guarda soprattutto al Monterosi, che ancora una volta è stato un po' il toccasana della formazione giallorossa, come era stata all'andata, quando il Messina reduce da quel novembre nero con 5 sconfitte consecutive senza realizzare neppure un gol. Il Messina giocò in Abruzzo, a Teramo, dove gioca il Monterosi, e vinse quella gara. Si è ripetuto adesso al Francoscoglia. Era un Messina reduce anche in questo caso da un mese di marzo davvero complicato, con 2 pareggi in 5 giornate, per cui poi 3 sconfitte, ed è riuscito a battere con merito un Monterosi che non è apparso comunque per nulla trascendentale. All'inizio il Messina era un po' contratto, nervoso, però poi è venuta fuori la maggiore praticità, la maggiore concretezza della squadra di Modica, che ha meritato i 3 punti dopo aver rischiato nella parte iniziale, come stiamo vedendo in queste occasioni. Però poi alla distanza Rosafio ha fatto la differenza, e Flash è tornato al gol dopo un bel po' di tempo. Era dal 14 febbraio che non segnava, 2-0 contro il Sorrento, ha realizzato il gol della momentanea sicurezza. Poi è venuto fuori nella ripresa il 2-1, ma non si è più reso pericoloso il Monterosi, anzi il Messina ha sfiorato poi anche il terzo gol, blindando di fatto la salvezza. Vorrei sentire Giacomo Modica nel post gara, sentiamo le sue parole. Questa è una squadra che avrebbe meritato molto di più sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto dell'essere messe nelle condizioni di poter fare un qualcosa di diverso.
con queste risorse umane, e non è a caso che gli ultimi 6 anni qua hanno toppato tutti gli allenatori, non è un caso, rifletteteci bene, perché Messina è straordinariamente bella. Io nutro un grande rispetto per chi viene la domenica, fa le trasferte, questa curva meravigliosa, buona parte della tribuna, ma mi sembra un ambiente abbastanza tetro, non so perché, non so per quale ragione, non so per quale motivo, ci sono sempre delle critiche e non va mai bene niente. Uno dovrebbe andare a ritroso, pensare, ragionare e capire di tutte queste dinamiche che portano solo negatività. Io 38 anni fa ero qua e quindi non vengo dalla Luna e da Marte, vengo dalla Sicilia anch'io, e questa squadra, questa città, questo territorio lo conosco meglio di tanti altri, molto meglio. Però per fare calcio ci vogliono serietà e competenze e amore verso il Messina Calcio. Allora, le parole di Modica in entrambi i due segmenti di intervista che hai scelto per la nostra trasmissione sono significative, perché da un lato c'è un richiamo a chi magari nella città, a parte lo zoccolo duro di tifosi che ha sostenuto la squadra, magari è rimasto un po' lontano, e mi pare di capire che forse servirebbe qualcosa di più, delle competenze specifiche, anche da un punto di vista, della capacità imprenditoriale e anche tecniche da mettere a disposizione a questa squadra. Sergio. Credo che sia necessario ormai aumentare un po' la soglia degli obiettivi, cercare di migliorare quello che è il risultato di questo campionato, e la stagione non è stata per nulla facile per il tecnico Modica, che certamente ha incontrato delle difficoltà con la società per il metodo con cui viene gestita e tutto il resto, per cui magari si è lasciato andare ad uno sfogo che parzialmente anche aveva accennato tra virgolette nel momento in cui il Messina sarebbe stato salvo, per cui poi ha chiamato in causa anche un ambiente che in effetti è un po' sfiduciato, perché comunque il Messina viene da anni davvero complicati di gestione societaria. Abbiamo appena visto le immagini del Palermo Calcio, sembrano lontani anni luce invece di quella che è la gestione societaria del Messina, ma non solo degli ultimi 7 anni con il presidente Sciotto, ma anche degli anni precedenti, per cui sono stati anni davvero difficili per il Messina, e se si toglie i 3.000-3.500 che vengono quasi sempre allo stadio, poi le impennate sono state solo per eventi e partite particolari e importanti o sentite, per cui lo sfogo di Modica è un po' la sintesi delle difficoltà che ci sono state quando anche il Messina a novembre non faceva risultati e l'allenatore era stato un po' abbandonato da tutti, se non dai calciatori che lui stesso in gran parte ha voluto, conosceva bene e con i quali è venuto fuori da questa situazione. Ma posso tranquillamente dire che il protagonista della salvezza del Messina è proprio il gruppo squadra insieme al tecnico, perché certamente la società non è stata all'altezza anche nella diatriba con gli arbitri per tutta una serie di problematiche che sono sorte. Il Messina non si è fatto sentire in Lega, è un Messina che deve camminare di pari passo con i risultati, e questo non c'è stato quest'anno. Sergio, avremo modo di approfondire il tema derby, e questo intervengo in diretta un po' a gamba tesa, magari stasera durante Corner riserveremo un corner, diciamo, al tuo collegamento da Messina nella parte, diciamo, in cui parleremo del prossimo avversario, e quindi una precettazione in diretta per intervento questa sera poi durante la nostra trasmissione. Grazie ancora per essere stato con noi, Sergio, per questa anteprima Corner. A stasera allora, buon allora pomeriggio. a questa sera ci fermiamo qui. Vi ricordo che come questo appuntamento, come questa puntata di anteprima Corner, ma anche le altre produzioni sportive, le potete trovare sulla siciliaweb.it. Auguro a tutti voi buon pomeriggio, appuntamento a stasera 20:45, come sempre Telecolor per Corner.